La Romulia vince una partita pazzesca alla Cinecittà 2, la squadra di Pica raggiunge per ben 2 volte il San Lorenzo per poi andarla a vincere in extremis, in pieno recupero, grazie al gol di Farinelli. Partono meglio i padroni di casa su questo corner, la spizzata di Gaudino Esposito ci mette la punta quanto basta per bucare Cavazza e mettere dentro l'11° centro stagionale. Il vantaggio del San Lorenzo dura meno di un quarto d'ora, palla geniale di Mirra, non esce benissimo De Felici, allora Losi ne approfitta per mettere dentro l'1-1. Il terzino Amaranto Oro sarà protagonista anche dell'azione seguente quando riceve il passaggio di Tosti, rientra, ce l'ha sul destro, calcia in porta, deviazione, doppia deviazione poi sul mancino di Tosti. Il San Lorenzo si riaffaccia in avanti alla 37esimo, su questa incornata di Magliozzi ci mette il piede Cavazza. Il primo squillo della ripresa è questo gran destro di Flavio Mirra, enorme. Questa volta la risposta di De Felici. Al 10° minuto del secondo tempo arriva il 2-1 per il San Lorenzo. Marucci ha una seconda chance per mettere dentro il pallone che subisce una serie di deviazioni, poi Cosciotti, Cavazza e poi il tapin vincente di Monteleone. Alla mezz'ora entra in campo Davide Cannatelli, riceve il passaggio di Flavio Mirra, manda a vuoto il difensore avversario e poi con il mancino batte De Felici per il 2-2, 16° gol in campionato per il numero 23. Il San Lorenzo prova a respingere il forcing finale della Romulia che tenta con Losi, poi Davide Cannatelli becca il palo ma all'ultimo respiro a Rio, dribbling, allunga il pallone per Farinelli che buca De Felici e manda al trionfo la Romulia, che difende il primo posto e rimane dunque a +3 dal Savio.